Allora, speriamo di aver chiarito dunque molti aspetti, anche avendo avuto Stefano Ucmar. Saluto, comincio dalle donne, lo sapete, Alessandra Richetti, Movimento 5 Stelle. Buonasera. Barbara Odorico di Forza Italia, buonasera, ben trovata. Buonasera. Al suo fianco Antonio Lipolis, Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti. E Francesco Russo del Partito Democratico. Buonasera, ben ritrovati. Non so se siete riusciti a capire, cioè Ucmar un po' se l'era presa col centro-sinistra stesso, no? Non il PD ha detto, ma come se fosse all'interno di questo centro-sinistra non si potesse pensare diversamente sul fronte della cabinovia. Il secondo aspetto, indovinate un po' da cosa partiamo adesso, poi arriveremo ad altre cose, perché sennò basta. Però l'altro aspetto a cui voglio arrivare era quel passaggio che ho citato anche settimana scorsa suo, in cui sembra possibilista della giunta o del tracciato Campo Romano Montegrisa. Lei lo spieghi però. Allora, andiamo per ordine. Dai. Il centro-sinistra è unito su una cosa, compreso Ucmar, a partire dal sottoscritto che l'ha detto forse per primo addirittura in città. Questo progetto di Ovovia non si deve fare, è una follia, non è sostenibile e oggi finalmente se ne rendono conto anche pezzi di centrodestra, tanto è vero che ormai in Consiglio Comunale non c'è più neppure il numero legale, perché la novità di ieri è la sospensione del Consiglio Comunale che doveva tenersi mercoledì e che il centrodestra non riesce neanche ad avere il numero legale, quindi i consiglieri in aula, perché molti di loro fanno fatica ormai a difendere. O perché sono in vacanza, non so. Ma un po' sono in vacanza e un po' sai, guardi, quando il 73% dei cittadini in un sondaggio e molti di quelli che incontri per strada, perché succede a noi come succede a loro, ti dicono ma basta con sta via, abbiamo capito che è un'idea un po' folle di un sindaco che magari vuole finire il suo mandato col grande colpo, ma è un grande colpo che insomma è veramente una sciocchezza, chi deve ricandidarsi anche nel centrodestra la prossima volta fa un po' fatica, quindi da quel punto di vista questa è la novità. Noi abbiamo sempre detto che quel progetto non faceva bene a Trieste, non serviva, erano soldi spesi per nulla e ci sono una serie di ricorsi ormai che vanno in quella direzione. Secondo, ci sono alternative, noi l'abbiamo detto da sempre, quasi tutti, poi forse nel PD non si è mai fatta una riunione ad hoc per deciderlo all'unanimità, come ricordava Ucmar, però molti di noi sanno e hanno ripetuto più volte che un tram moderno, come si fa in tutte le più grandi città europee, è la migliore risposta, la più ecologica, la più funzionale, la più bella da vedere. Tutti capiscono che fare un tram che vada oggi dalla Lanterna fino a Barcola e magari fino a Miramare sarebbe il coronamento di un ridisegno della costiera. E terzo, sicuramente, non nego, siamo aperti anche ad altre ipotesi. Ma le altre ipotesi cosa vuol dire? Campo Romano Montegrisa, cos'è? Non portare l'attuale tracciato a Montegrisa. Io avevo parlato, ma era una proposta che avevo lanciato anche in campagna elettorale, di cui però bisognerebbe parlare con progetti seri, programmi. E andare dal mare a Montegrisa. Dal mare a Montegrisa, campata unica, quindi una funivia magari, perché nel vecchio, guardi, se lei va a vedere il vecchio... Gioia, cos'era quello ancora? Sì, ma ancora prima, negli anni 60 il piano regolatore di Trieste prevedeva questa cosa, ma è chiaro che è turistico. Va bene, su questo guardi. Va da Barcola fino a Montegrisa. Barcola da dove? Quindi da Bovedo? Sì, il progetto iniziale era circa quella zona lì, ma bisognerebbe discuterlo. E Miramare in questo rientra o no? A Miramare è un pezzo del sistema turistico, chiaro che dovrebbe, però quello che manca al progetto di piazza è un'idea complessiva della città, dove si parcheggia per fare queste cose, dove si mandano le persone, qual è lo sbocco turistico, perché l'assessore Rossi, non Russo, Rossi, quindi un assessore del centrodestra dice senza una missione turistica l'Ovovia è una ciofeca. Certo, allora, arrivo subito, Richetti, dai. Anche su quello che è successo il caso Ucmar di settimana scorsa, che poi l'ha visto in parte. Non c'è nessun caso Ucmar. Io ritengo che non ci sia un caso Ucmar. Personalmente concordo sul fatto che siamo assolutamente coesi per quanto concerne questo tipo di progetto che abbiamo visto e per il modo con cui è stato portato avanti. Siamo coesi dal punto di vista sia dell'inutilità, sia perché continuiamo a ripetere di fronte a un danno che sarà importante, anche un danno ambientale, e che per la comunità europea deve essere giustificato solo e solamente da situazioni estreme, la salute, tutela della salute, tutela della sicurezza, e io continuo a fare la domanda,
sperando in una risposta, smentitemi, dico ai consiglieri della maggioranza, perché spiegatemi per quale motivo dovrebbe tutelare la salute e la sicurezza, perché altre deroghe non ci sono per un progetto che va a toccare Natura 2000. Se non entriamo nei meriti dei costi, che anche questi sono veramente assurdi, e c'è poi l'aspetto del rischio idrogeologico in un'area che conosciamo bene, che è vaglielo a spiegare a chi sta in zona Friuli, allora, no? Strada del Friuli. Ha fatto bene a precisare. Sì, no, perché... perché sennò mi tocca andare a Udine anche oggi. Perché se lei chiedesse ai friulani che intervista se sono disponibili a dare un pezzo dei soldi del trasporto pubblico locale friulano all'Ovovia, perché costerà 5 milioni all'anno, le diranno di no. Quindi è un altro motivo per dimostrare che l'Ovovia non si può fare, bene. perché in regione sappiamo chi comanda, insomma, no? non i triestini. I friulani comandano, dici. Beh, numericamente i friulani sono molti più di noi, quindi il Consiglio regionale quando alza la mano, una provincia. Lei provi a difendere. Però guardi che il suo collega Treleani, che è di Fratelli d'Italia, ieri sera lamentava il fatto che hanno un seggio in meno in Consiglio regionale della provincia di Udine, no? Perché è diminuito la popolazione, no? Rispetto a... Facciano più figli. Non riapriamo tutto sto mondo, che stasera parliamo di Trieste e basta. Allora, voglio arrivare a voi. Prima però, intanto due cose, tra poco parliamo di novità anche di terapeutico, facciamo vedere il servizio di oggi. Però ha capito qual è la mia provocazione poco fa a Ukmar. Se lui dice facciamo la cabinovia Montegrisa, Miramare, che appunto toglie magari i pullman, no, da Miramare, sistemiamo quell'aspetto lì, le complicazioni per arrivarci, lasciamo perdere. Lei dice, ma guardate che non mica me la lascio fare, adesso dice Barcola, ma comunque collegare Campo Romano con Montegrisa, comunque arrivare a Montegrisa più che Campo Romano con Montegrisa. No, Campo Romano, no, infatti togliamolo. Adesso l'ho capito. Quindi diciamo Barcola con Montegrisa. Sembra quasi che a dichiarazioni, no, piano piano, a sportellate, stiamo arrivando a una soluzione. Capite qual è la mia provocazione? E invece voi, Ukmar mi ha detto no, quella ma è una provocazione, resto contrario. Lei mi dice restiamo contrari. No, ma è chiaro, è chiaro perché non state arrivando a una definizione. Se con il sindaco ci mettessimo d'accordo, no, nella coalizione non se ne è parlato, magari qualcuno degli altri invece non è d'accordo, forse anche a partire dalla collega Richetti, ma se ci mettessimo tutti d'accordo per fare la campata unica, senza tirare giù Bosco Bovedo, senza mettere piloni, quindi una funivia dal mare a Montegrisa, è chiaro che una cosa è sicura, che il progetto Ovovia così come oggi finisce e si prende atto finalmente che quella è una follia, che non stava in piedi tecnicamente, economicamente, ambientalmente, non stava in piedi. Ma l'alternativa, mi risponda però a questo, perché è essenziale secondo me, perché io politicamente vedo qualcosa. Ma una soluzione politica la vorremmo. No, ma lei dice il tram, e l'ha citato poco fa, oppure dice ma non sarebbe malaccio un sono cose diverse. Ho capito. A Varino il tram lo prendono i triestini, la funivia per andare a Montegrisa la prendono i turisti. L'errore è stato raccontare che l'Ovovia la prendevano i triestini per andare a lavorare. Chiamiamola funivia. Chiamiamola funivia come dice lei adesso. Ma quella costa 20 euro, non €1,50, capito? Io sarei d'accordo. Ha un altro costo, è un altro progetto proprio. Qualsiasi cosa, cabina via, funivia come è, deve costare... E non roba lì per i turisti. Fermo lì. E non sposta il traffico della città. Perfetto, capisci? quindi diciamo Barcola, partenza che non è definito come diceva lei, arrivare a Montegrisa, Ukmar dice da Montegrisa a Miramare, quindi quella roba lì si potrebbe fare. Lasciamo stare il tram. Ma io e Ukmar la consideriamo una proposta sicuramente interessante. Secondo me siamo arrivati a qualcosa. Nessuno ne ha mai parlato nelle condizioni, però nelle cose. Cioè, per quello che insisto da una settimana, perché secondo me politicamente sta succedendo qualcosa. Cosa stiamo dicendo noi in Consiglio Comunale? A Di Piazza diciamo fermati con quest'opera, ci mettiamo a un tavolo e discutiamo delle realistiche possibilità di questa città. Poi saremo d'accordo, non d'accordo, trasversali. Guardate, magari. Sarà pazzo, per quello che dico, che politicamente è successo qualcosa. Sta succedendo qualcosa. Sarà quello che dice Russo, troviamoci a un tavolo, cioè come dire, butta via il Molo Quarto, attraversa tutto il Porto Vecchio e lasciamo perdere. Quella roba lì però la potremmo fare, dice il centro-sinistra, e vediamo se si trova una definizione. Però sono io che me lo sto sognando. Sono 3 settimane che glielo chiediamo. Vabbè, quello sta succedendo o no? Posso provare a darvi una spiegazione? Sì, mi preoccupa perché anche tutti quei fogli lì. Più si avvicinano le elezioni del 2027 e più loro fanno melina. Allora, quando si avvicinano le elezioni, loro cosa dicono? Quindi questo è un modo per perdere tempo. È un modo per perdere tempo, perché loro l'obiettivo qual è? Non è un'apertura. Ma no, quello è un sistema per arrivare al 2027 senza che l'opera si faccia, in modo che loro possano dire abbiamo vinto. E quindi è chiaro che adesso fanno delle aperture su Montegrisa, che poi non ho capito. Allora, se i costi sono per arrivare
al Quadrivio, gli stessi costi, se non di più, sono per arrivare a Montegrisa. Se il quadro idrogeologico è delicato e preoccupante per arrivare da una parte, io non lo so come si possa fare un tragitto ancora più lungo per arrivare a Montegrisa senza mettere... Quindi a loro interessa, io sai cosa ho portato? Non metti i piloni, sai cosa ho portato? Antonio, è un altro progetto, ma completamente. Sì, bisogna vedere però, adesso lo racconti così, però bisogna vedere se è possibile non mettere i piloni per arrivare fino a Montegrisa, ma lasciamo stare questo aspetto tecnico che non mi riguarda. Ma infatti io guardo l'aspetto politico. E la sinistra cosa deve fare? È una cosa che fa da anni, da secoli. Ho portato la storia del sincrotrone di 40 anni fa, 35 anni fa. No, il sincrotrone a Basovizza. Si erano formati comitati. Comitati. Ma che cos'è? Il piccolo? Centinaia di articoli di giornale del WWF, del Partito Comunista, dell'Unione Slovena, polemiche, dovete fare carotaggi, dovete vedere se il terreno è adatto per fare. Adesso sono tutti contenti di questa cosa qui. E la sinistra fa così, quando il governo è la destra deve tirar fuori delle cose che poi alla fine, dopo 35 anni, c'era la tutta questa roba ha portato. Ti do un'informazione. C'era Richetti, c'era il partito in cui militavo io. C'era Richetti. E i fascisti all'epoca erano contro. No, erano favorevoli. Erano favorevoli. Ti porto gli articoli del giornale. Ma al di là di questo, il Partito Comunista, l'Unione Slovena, il WWF. Non dirlo a me, il partito a cui ero iscritto io ha fatto quell'opera lì. Però la Democrazia Cristiana la Democrazia Cristiana non andava tanto d'accordo con il Partito Comunista. Non ha niente a che fare con i fascisti. No, ma intendo dire che la sinistra si è sempre comportata così nella storia. Io non sono quella storia lì. A livello nazionale. Alessandra Richetti ha tutta un'altra storia. Stai parlando della preistoria. No, ho capito, ma quello che voglio dire c'entra niente. Quello che voglio dire è che al PD della Capinovia non gli frega niente. Assolutamente deve soltanto rompere le balle alla destra perché ha questo progetto e deve fare in modo che nel 2027 questa cosa non sia compiuta. Ecco perché io dico che è importante la Capinovia, per fare un torto a voi e per fare in modo che venga fatta. Perché io lo so che all'80% dei cittadini non gliene frega niente. No, non la vuole. Non gliene frega niente. Il 20% ha partecipato a quel sondaggio. Non la vuole. No, l'80% non gliene frega niente. Perché una cabina che passa sopra la testa dei triestini, come passa in tutto il mondo, non gliene frega niente a nessuno. E non è lo sbocco turistico, perché la Capinovia con i posti 8 a sedere è già quello uno sbocco turistico. Sa cosa mi ha incuriosito di quel famoso sondaggio che ha citato adesso Russo? Sì. Chiusa parentesi, ma che i maggiori sostenitori di quel progetto siano elettori di Fratelli d'Italia, tra l'altro, no? Diceva questo, mi pare, sì. no? Era curioso. Vabbè, ma insomma, è ideologico. È un sondaggio, non è di merito. È un sondaggio fatto da un assessore del PD del comune di Verona che chiaramente se deve mettere in difficoltà un partito, mette il partito del 30% di difficoltà. Vi ho suggerito di non dire queste cose perché potete essere querelati. Ma che perché stai dando dell'imbroglione a un professionista. Stai attento che ti querela. Hai appena detto che siccome lui è assessore ha taroccato un sondaggio. Ma non ho detto che ha taroccato. Hai detto quello. Allora, No, o è vero o è taroccato? È vero o no quel sondaggio? Ho detto che è vero o no? Ma è vero o non è vero? È vero o non è vero? Guardi che Russo poi gli manda il video, gli manda il video della trasmissione, ho già capito. È vero. Se io faccio... E sai perché lo dico? Ma dipende chi intervista. Perché c'è un sondaggio che dice che Federica ha il 63% in questa regione e io non lo metto in discussione. I sondaggi valgono perché sono fatti da professionisti, valgono quello che valgono, hai ragione anche tu, ma sono fatti da professionisti, tutti, quelli che piacciono e quelli che non piacciono. Ma mi spieghi? Quindi Francesco, ti consiglio di non dire più queste cose. Ma mi spieghi perché la querela è facile. Ma che querela è facile? Ma allora, perché hai appena dato a un professionista e al giornale che l'ha pubblicato. Ma se il PD commissiona un sondaggio, il PD ha 2 punti in più di un altro sondaggio commissionato da Ma stai scherzando? Allora io quando ho fatto è la verità questa. Io uso spesso per i miei sondaggi il dottor Pagnoncelli, che è forse il più grande sondaggista italiano. Quando io gli suggerisco alcune domande che a me interessano e che in qualche maniera forzano alcune cose, lui mi dice: guarda, no, il sondaggio si fa così, è standard, lo faccio da professionista, se lo vuoi lo faccio così e se non vuoi non lo faccio. Questi sono i sondaggisti. E il Piccolo, che è un giornale serio fino a prova contraria, oppure stai dicendo che non è serio, non pubblicherebbe mai un sondaggio che non sia affidabile. Quindi ti prego, non dirlo più, perché se no dai del bugiardo al Piccolo e al bugiardo al professionista. Non voglio discutere di questo. E sono 2 querele al posto di una. Non voglio discutere di questo, va bene. Odorico, tocca a lei adesso. Grazie. Però quella era una curiosità, diciamo, tra gli aspetti. Non me l'aspettavo. Ecco, per questo lo dicevo. Prego, Odorico. Eccoci, 2 cose. Prima il discorso così della Cabinovia, ma proprio un appunto giusto per finire e passare oltre un po'.
E mi fa sorridere il fatto che la bora esiste per la cabinovia ma non per la funivia, quindi insomma questo mi fa così specie. Ma in realtà quello di cui volevo un attimo così parlare era il discorso del tram. Il tram che io onestamente apprezzo in tantissime città italiane, è un mezzo di trasporto pubblico efficiente, veloce, silenzioso, ma ha un piccolo problema: nelle città dove viene costruito o porta via posteggi oppure bisogna essere dotati di viali molto larghi, perché sappiamo che esiste una via in andare e una via di ritorno, e oltretutto ci sono le banchine di protezione per evitare che arrivino i motorini, perché noi ci ricordiamo quando c'erano le sirene, quanti sono caduti con il motorino, con la Vespa, eccetera, eccetera, perché c'erano. Quindi in realtà l'evoluzione è sì il tram, ma il tram protetto, tranne chiaramente quando ci sono gli incroci tra le varie strade, perché quello non è possibile. Però cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento stesso in cui faccio una costruzione del genere porto via tre strade, tre carreggiate circa, oppure devo fare su una via l'andata e su un'altra il ritorno. Quindi andiamo a stravolgere non solo diciamo la viabilità, ma assolutamente sì. E allora le uniche strade dove è possibile una cosa del genere, Corsa Italia, forse, via Carducci sicuramente, però poi riusciamo veramente. Via D'Annunzio, Porto Vecchio e le Rive dove lo proponiamo noi. Via D'Annunzio, Porto Vecchio e le Rive. Perché, cioè, questo però Porto bisogna Vecchio ricordarsi che quando si fa una proposta del genere bisogna anche ricordare ai triestini che si porta via posteggi praticamente ovunque. Se vuoi andare dopo, forse col tempo uno si abitua e le cose cambiano e si va in un miglioramento della circolazione. Però onestamente con una Trieste Trasporti che ha anche cominciato a fare un investimento sugli autobus elettrici, stiamo già andando verso un certo tipo di intervento, oltre al fatto che cominciare adesso la costruzione del tram significa andare avanti per 5-10 anni, perché poi vediamo nelle città dove hanno cominciato, adesso hanno 2, 3, 4 linee, ma le hanno cominciate 10 anni fa, non è che le hanno cominciate l'altro ieri. Comunque l'idea diciamo della cabinovia è un qualcosa che viene fatta a velocità. Una volta che si approva il tutto è un'opera immediata, di esecuzione immediata, basta vedere in montagna come le fanno. Cioè la cabinovia è di facile realizzazione? Assolutamente sì, anche perché sappiamo che anche Bernetti, sì. Sappiamo nelle località montane che si frequentano che d'inverno non c'è, l'inverno dopo c'è una nuova cabinovia, perché in realtà col tempo dalla primavera fino all'autunno tirano su tutto e viene. Va bene, mi dicevo di fatto. quel scenario politico che dicevo prima, cioè è d'accordo con l'Ipolis che è un po' una trappola di alcuni del centro-sinistra invece cercare di farvi una sorta di controproposta che potrebbe portare a un progetto diverso. Allora, sicuramente ha un senso, perché comunque loro ci marciano sopra, perché è una contrapposizione assolutamente politica, perché se fosse il problema del progetto, il progetto vi vedrebbe persone a favore e persone contro, un po' con schieramenti un po' spezzati forse, perché quando c'è un progetto non dovrebbe esserci un discorso politico, invece in questo caso il progetto Cabinovia è diventato un progetto prettamente politico, e quindi chiaramente allora va bene che non venga fatto. Perché l'assessore Rossi è favorevole alle cose? Io non rispondo per l'assessore Rossi, però è un uomo moderato ognuno risponde è un pezzo per la propria giunta. insomma ognuno risponde in consiglio, per l'appunto siamo stati accusati di ideologismo e di rispondere in maniera ideologica. A me viene molto più spontaneo, di fronte a domande ben precise che vengono fatte e non ottenere delle risposte, pensare che l'ideologismo sia dall'altra parte, cioè si deve fare a prescindere senza mettersi di fronte a tavolino. Detto questo, è un'ossessione noi del movimento non è che siamo favorevoli necessariamente al tram, al tram? Tutto dappertutto, no, assolutamente, cioè, perché riteniamo che abbia delle criticità.
Beh, ma siamo favorevoli siete contro anche i termovalorizzatori giù a Roma, siamo eccetera. anche contro i termovalorizzatori, che ha causato qualche problema, come siamo contro la gestione dell'inceneritore anche qui a Trieste. La questione è un'altra: non facciamo questi confronti perché non sono utili e stanno facendo confusione a casa, nel senso che adesso come adesso la questione è questo progetto dell'Ovovia, ok? Anch'io sono andata da Bernetti nel 2020 quando è stato presentato il progetto e avevo esplicitamente richiesto: ma è possibile fare un collegamento tra il castello e il... Certo che bisogna farlo. Allora, questo era il mio... Certo che bisogna farlo, bisogna togliere i pullman da là, bisogna farli arrivare diversamente i turisti. Ma perché io lavoro a Miramare. Rossi, insomma, viene sulle nostre... Allora, io lavoro a Miramare e so quello che è il problema del centro internazionale di raggiungere la Sissa, sì. Non c'è nessun collegamento verso la Sissa. E poi diciamocelo, c'è un problema turistico, ma è prettamente turistico. Io ci vedevo un grandissimo vantaggio perché i parcheggi ci sono già a Montegrisa e c'è la autostrada che esce lì, ok? Quando ho parlato con Bernetti, insomma... Però attenzione, perché se riconoscete progetto turistico perché con l'autostrada arrivano i turisti, allo stesso tempo arrivano dei pendolari da fuori Trieste e quindi è riconoscere comunque anche l'utilità. Allora, aspetti però che mi concludo. I pendolari non vanno a mi faccia concludere però. No, è il famoso progetto tutto Bernetti unito. era stato mancano quelli di Opicina che non vanno giù, capisce? Dica. Bernetti a quell'epoca era stato perentorio: non si può fare, punto. Non si può fare. Questo era quello che a quell'epoca Bernetti mi aveva detto: non si può fare. fare. Motivo perché si sa? Perché diceva che per l'appunto sarebbe stato solamente turistico, certo, e non avrebbe risolto la questione dell'accesso nord. Io maligno che c'era anche una questione di ville importanti in quell'area. Che avrebbero causato qualche mal di pancia, che aveva dei problemi rispetto al parcheggio. Io avevo sottolineato che nella parte, per esempio, tutta la parte della Sissa aveva un predisposto però attenzione, poi con gli anni mi sono informata. Saranno tutte, ma anche oggi, diciamo, per il progetto attuale qualcuno sta mamma mia, sono delle villette, certo, che ma sono più amici questi. Infatti io m'allineavo lì, ma insomma questo è un altro discorso, non che siano assolutamente, non metto in dubbio. Però attenzione, poi ho approfondito anch'io. E lì comunque c'è una parte profondamente tutelata che è già soggetto di fondi europei che sono arrivati e che sarebbe un disastro buttare via. Quindi attenzione. Poi se sulla carta ma stiamo ancora parlando del nulla, parlare di quanto sarebbe bello altre cose lo possiamo fare in continuazione, di quanto sarebbe bello il tram lo possiamo fare. Possiamo essere anche noi favorevoli al tram in certe zone, sono favorevoli assolutamente anche noi all'interno di Portovecchio, c'erano già le strutture, sono state tolte via, cioè c'erano già le strutture, per quindi tram coperte. Comunque coperte. Ferdinando, posso dire una cosa sul tram? Coperte, sono state coperte. Permettimi di dire Flash, nella parte sono state anche tolte. Andiamo in pubblicità perché voglio parlare della terapeutica. Solo una dopo, cosa sul tram, no? Io non me lo auguro, ma potrebbe darsi che un giorno la sinistra riprenda il comune di Trieste, io non me lo auguro chiaramente. Voglio vedere se questa è la proposta del tram di Trieste. Una volta che un sindaco che ha battagliato contro le cabinovia e che l'unica proposta che è riuscita a fare in questa città è quella del tram, un giorno con tutti i partiti all'interno della coalizione riesce a mettere d'accordo il PD con i 5 Stelle, con tutti i movimenti che ci sono dentro, con adesso Trieste, perché è facile per la sinistra chiedere alla destra di fare le loro idee quando loro sono al governo e non riescono mai a fare niente. Ma governate sempre voi.
Allora, ti dico di ma sì. anche a livello nazionale, Ti dico di sì, non so chi non farà. riuscite mai a fare niente quando siete al governo. I vostri desiderata sono solo quando governa la destra. Eppure non hanno i comitati no comment. Guarda, fermi lì, sì. Guarda, l'unica l'unica cosa storica che è successa in questa città negli ultimi 10 anni, le uniche due cose storiche, sono state la sdemanizzazione di Porto Vecchio e ciò che ha fatto Zeno D'Agostino in Porto Nuovo. Sono due opere fatte dal centro-sinistra. Dimmi una cosa storica che ha fatto il centrodestra in questi anni. Secondo, ti rispondo. È un atto parlamentare. Non so chi farà. È un atto parlamentare quello che hai fatto. È un atto parlamentare, che però in 40 anni non è riuscito a fare nulla. Va bene nessuno. E che già inventi libri di storia. Però ti rispondo. Non dica centro-sinistra sul porto, perché sennò diventa poi che non so chi farà. Politica, la guida è politica, no? Certo, la nomina del presidente è una nomina politica. È vergognoso che il segretario generale che Zeno D'Agostino ha ricordato, che è una vergogna solo italiana che venga lottizzato, e che dopo l'esperienza straordinaria di un uomo libero come Zeno D'Agostino, pur nominato dal centro-sinistra, ma libero e nominato per competenze, Fratelli d'Italia in particolare abbiano fatto cacciare un segretario generale con il presidente Federica presente, non permettere un altro, ma per dire quel posto è nostro, intanto tenetecelo libero. Oggi in Porto non c'è più il segretario generale che era stato nominato legittimamente, Torbianelli, che aveva lavorato con Zeno D'Agostino, la migliore gestione del porto negli ultimi 30 anni, è stato cacciato da Fratelli d'Italia e dal presidente Federica, che non ha ancora risposto di questo, per dire cosa? Quel posto ha il segnalino di Fratelli d'Italia, vi avviseremo tra qualche mese quando decideremo noi chi metterci, non perché è uno bravo, perché ha la testa dei Fratelli d'Italia. Questa è la più grande vergogna e io spero che i triestini si indignino e si ribellino, perché quando noi abbiamo fatto le nomine, abbiamo nominato il miglior presidente delle autorità portuali d'Italia, che ha fatto il presidente delle autorità portuali di tutta Europa e che oggi è collaboratore anche del ministro Salvini. Stai parlando una cosa che va contro la storia, perché nella storia del dopoguerra il centro-sinistra ogni volta che vince le elezioni cambia tutti i vertici, il centro-destra li ha sempre mantenuti. Ma di cosa state parlando? Ma il centro-sinistra non ha mai governato se non negli ultimi 15 anni. Di cosa stai parlando? C'è la democrazia cristiana. La Serracchiani non ha governato in regione? La Serracchiani non ha governato in regione? Abbiamo nominato Zeno D'Agostino. Ti andava bene Zeno D'Agostino o no? Ma allora, andava bene o no? Ma andava bene? Sì o no? Ma non funziona così. Antonio, ma non funziona così. Ma scusa, ma quando governa il centrodestra voi li dovete cambiare tutti e quando governa il centrosinistra valgono le qualità. Ma non ho capito. La signora Monassi era scaduta e se tu vuoi difendere la signora Monassi, di cui insomma in questa città non c'è una grande opinione, la differenza, il centro-sinistra fa Zeno D'Agostino e il centrodestra quando governa mette la Monassi. Questa è la differenza tra noi. Allora il centrodestra deve lasciare i bravi e invece voi dovete cambiare per fatti politici sempre, è normale. Era scaduta e abbiamo messo il migliore e voi invece tenevate una che aveva fermo il posto. Al posto di Torbianelli arriverà un altro ancora più bravo, mettiamola così. Non è arrivato, l'avete mandato via perché avete detto che è di Fratelli d'Italia. Ma guarda, a me di queste cose qua sinceramente io non ho mai guardato le nomine. Dico tu no, ma i tuoi colleghi di partito intendo dire, ma al posto di Torbianelli potrebbe arrivare uno più bravo. Ma arriverà uno più bravo. Perché non può arrivare uno più bravo? Quando ci sarà uno più bravo me lo dirai. Adesso avete preteso che fosse cacciato da un giorno all'altro soltanto perché quel posto doveva rimanere libero per uno con la testa dei Fratelli d'Italia. Non lo so, ma lo stai dicendo tu. Fermi, questa cosa l'ho chiesta ieri sera a Federica, l'intervista Ring, e ha risposto appunto non essendo di competenza e la politica non deve dire, quindi lui ha detto io non intervengo su questo. Lui era in quella stanza quando hanno costretto Gurrieri a mandare via Torbianelli. Federica deve rispondere anche di questo. Allora, grazie, ci fermiamo pochi istanti pubblicitari, arriviamo alla terapeutica. Poi tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico di chi realizza e di chi gestirà, quindi è la procedura non solo più veloce ma anche quella migliore per realizzare un'opera all'avanguardia, ma che soprattutto sia un'opera che duri nel tempo con delle prestazioni favolose. Nuova terapeutica, si parte. È stato finalmente sbloccato l'iter per l'impianto che sostituirà la vecchia piscina acquamarina crollata 6 anni fa
il 29 luglio 2019. 2 le delibere approvate questa mattina in giunta, quella di variazione di bilancio da 5.600.000 euro per comporre il quadro da 16 milioni per partire con la gara d'appalto, soldi stanziati per metà dal Comune di Trieste, la parte restante grazie ai contributi statali e della Regione. Ma la novità vera riguarda la seconda delibera. Di fatto si avvia una procedura nuova con la quale si manda in gara progettazione, costruzione e gestione della nuova piscina. È importante questo per da un lato accelerare il più possibile i tempi di realizzazione, ma anche per pensare alla fase successiva, quella della gestione. Quindi sarà una procedura dove progettazione, costruzione e gestione vengono messi insieme a gara. Questo da un lato per garantire la massima efficienza e fornire una struttura all'avanguardia per i nostri concittadini, ma anche per pensare al futuro, perché bisogna pensare al futuro. Ancora presto per prevedere la durata dei lavori e quando la struttura sarà operativa, ma si conta di partire nel primo semestre del 2026 per portare a termine l'impianto in 2 anni circa. L'importanza sì è ricostruire la struttura, ricostruirla e ricordo attraverso le indicazioni che ci eravamo già dati e all'ascolto del comitato che si era costituito, quindi le esigenze di chi effettivamente utilizza questa struttura, ma è soprattutto mantenere degli anni una gestione che sia oculata, attenta alle esigenze dei disabili e anche degli anziani che frequentano la piscina. Quindi avremo una piscina nuova con strutture a norma, vasche che permetteranno l'accesso alla piscina stessa e tutto ciò che servirà veramente per renderla fruibile a tutti. È un passo molto importante, l'investimento come detto è importante anche questo, ma siamo convinti che sarà un'ottima risposta alla città. Molto soddisfatto anche il sindaco di Trieste che rimarca l'importanza dello sblocco dell'iter. Finalmente la piscina perché era molto importante, una città un po' anziana come Trieste ha bisogno di una piscina terapeutica. Molto bene, perché abbiamo una delle migliori ditte al mondo che farà questo e naturalmente andranno a costruire e gestiranno il tutto, che è la cosa più importante, ricordati, perché fare è facile, gestire è difficile. Quindi, ora certo, senza tornare ai famosi 6 anni fa, quante volte ne abbiamo parlato quel pomeriggio da tremare i polsi, per fortuna non c'era nessuno, gli operai sono scappati, facciamo una diretta straordinaria l'intero pomeriggio perché veramente la città era sotto shock. Ora, vediamo, questa sarebbe appunto la svolta, intanto ci mettono i soldini e si fa un progetto unico, io ho capito, quindi progetto, costruzione e gestione, che avete visto è la cosa che preoccupa di più il sindaco, quindi in house, cioè noi non la possiamo gestire, deve gestire qualcuno. Dai, cosa dite? Novità di oggi? Noi siamo contenti, saremmo contenti se la cosa funziona. Mi risulta che 10.000 persone che in questi anni hanno fatto un comitato per sollecitare questa cosa a oggi non ne sappiano nulla. Mi dispiace perché era stato promesso più volte di coinvolgerli. E io al posto del sindaco inizierei, ripeto, sperando che la cosa vada a buon termine e che non sia una cosa elettorale, perché se dura 2 anni questa roba qui non la farà questo sindaco, quindi diciamo rischia di essere una cosa elettorale. Però voglio ricordare, insomma, perché siamo un po' stanchi, no, degli annunci. 13 febbraio 2021, sindaco di Piazza, 2 punti, piscina in Portovecchio a Trieste, il comune illustra il progetto da 7 vasche con spiaggia. Di annunci in questi anni, e ho una rassegna stampa lunghissima. Ho come l'impressione che quella la vogliono fare lo stesso. È stata, ma magari, il problema è che non si fa più niente in questa città, sono soltanto annunci. Io spero, adesso sicuramente avremo i soldi, ma li avevamo già, adesso verranno stanziati, quando vedremo un operaio cominciare a lavorare lì saremo tutti contenti, perché le persone anziane, le persone che si sono fatte male, i disabili che stanno implorando da anni di avere quella soluzione e in questi anni sono stati presi in giro. Speriamo non sia l'ennesima presa in giro. Quando si tratta di dare una mano per realizzare qualcosa di importante, noi ci siamo e quindi voteremo convintamente a quella variazione. Finalmente, sicuramente senza andare, sappiamo che la strada per questa piscina è stata lunga, ma anche per motivi giudiziari, perché lo sappiamo che cosa c'è di mezzo, quindi tirar fuori anche colpe che non ci sono è triste e come al solito andiamo a voler fare per forza un po'
di bagarre così, ci si non serve annunciare nel 2021 però nel 2021 quella era un'altra cosa, non era la terapeutica, siamo tutti in un altro discorso. Il foglio dopo adesso, diceva contemporaneamente ne faremo 2 nei prossimi 6 mesi. Stiamo parlando di una cosa che è stata scelta, è stata creata in maniera da fare le cose veloci proprio per evitare le lungaggini che purtroppo sappiamo tutti, indipendentemente da chi governa, a destra o a sinistra, le cose sono lunghe per essere attuate. Questo è un modo per finalmente dare ai cittadini e a tutti gli anziani, a tutti i disabili e a tutti quelli che usufruivano di quella struttura, perché ricordiamo che lì c'erano tante attività oltre alla piscina, anche ambulatori, c'erano strutture veramente importanti per tutti. Bene, finalmente, ricordo non solo questo ma anche il discorso della fiera che verrà risistemata, e anche come progetto è un progetto molto molto bello e molto diciamo che finalmente dà vita nuova a certe zone della città, oltre chiaramente alla piscina, che lì questo spazio vuoto diventa veramente triste. Adesso io veramente sono un po' sono felice delle propensioni positive che sento dall'altra parte. Voglio vedere se, quando sarà il momento di discutere e di parlarne in aula, se sarà così oppure ci sarà anche lì un discorso contrario, perché si troverà qualcosa. A sinistra fanno i bambini in 6 mesi, cioè loro sono molto bene così. No, ma volevo dire, no, anche il privato, abbiamo visto il comprensorio della Maddalena, il comprensorio della Fiera, c'era l'Austriaco, c'era un'altra società che sono passate di società privata in società privata, anche loro hanno difficoltà a trovare le condizioni necessarie per realizzare dei progetti che comunque sono grossi. Esempio il Silos, no? Il Silos, di procrastinare, le cooperative operaie ci alterniamo, dai, prima Richetti, poi torno a lei. Dai, prego Richetti. Assolutamente c'è la necessità e siamo di fatto, indipendentemente dai motivi, siamo comunque in grande attesa. Io mi ricordo, da parte del comitato, di una serie di persone che di fatto sono già morte nella speranza di poter usufruire della terapeutica. Certo che concordo, mi dispiace, gli annunci, i rendering sono tipici di questa amministrazione, e su questo è inutile, bisogna dirlo, non è una questione di ecco lì il centro-sinistra che va sempre a recriminare, è un dato di fatto. Però se le cose non vengono annunciate, finisco di parlare. Io sono stata zitta anche su delle cose che mi lasciavano comunque perplessa anche precedentemente. Per correttezza lascio parlare. Se cominciamo a fare una lista di cose che non hanno funzionato, la lista è molto lunga, al di là dei rendering che poi portano a tutt'altro, no? Vogliamo parlare di progetti che stiamo aspettando, come Ponte Verde, Ponte Bianco, andati in fallimento e adesso siamo di nuovo là in attesa. Vogliamo parlare dell'acquario va in giunta in questi giorni. Non sta ancora va in giunta in questi giorni. Ho capito, ma ricordiamo ai cittadini che quel progetto era già partito, lo abbiamo pagato quel cantiere ed è stato chiuso senza di fatto risolvere. Vogliamo dire questo? Cioè dei problemi ci sono. Vogliamo parlare dell'acquario che continua a avere delle problematiche, probabilmente per le navi, non lo so, ma di fatto delle problematiche e continua ad averle. Senza entrare nel merito di quelli che sarebbero degli argomenti evergreen, come il tempo che ci è voluto per il tram di Opicina, quando si sarebbero potuti fare, indipendentemente dalle difficoltà, o tutta una serie di pianificazioni che non sono state fatte. Tanto è vero che comunque quel tram deve avere la manutenzione dei 25 anni, fatta adesso che è stata appena aperta, e quando tu chiedi all'assessore come mai non è stata preventivata prima, insomma adesso sarà in gestione al gestore attuale, quindi non la gestirà il comune. Fatta prima, durante questo fermo di 8 anni e passa, non sarebbe stato necessario chiuderlo. Quindi io quello che vedo è che, al di là dei grandi annunci, andiamo a vedere poi e tirare le fila.
Certo che mi dispiace che vengono fatti annunci e di fatto il Consiglio deve apprendere sempre anche sollecitando di avere informazioni rispetto a quelle che sono le questioni. Fiera. Ho visto un miglioramento rispetto al fatto che ci sia il verde in Piazzale De Gasperi, ritengo che sia una grande scelta, una cosa interessante. Non vedo, a mio avviso, una pianificazione rispetto a quello che è l'idea che il sindaco ha sempre detto che vuole fare, cioè il polo scolastico in via Rossetti. Beh, ma quello è un altro progetto, però. Certo che è un altro progetto, ma adesso noi stiamo ristrutturando tutto e stiamo ripensando a una viabilità che sarà una viabilità che ci terremo. Ma nel progetto c'è quella viabilità ed è un progetto molto particolare come viabilità. Quando abbiamo chiesto non è stato detto che c'era una valutazione di impatto rispetto a quello che sarebbe le carte che ci sono state a domanda precisa, quella risposta è stata detta, qui stiamo anche la risposta cambia, che mi ha dato lei. Anche perché cambia è tutta un altro progetto, sì, è un'altra viabilità, però insomma, con sensi unici, rotonde varie che comunque dovrebbero produrre un traffico assolutamente più fluido, favorevole a quell'aspetto. E più verde. Sì, se vogliamo entrare nel verde, anche sul verde ho ricevuto una risposta molto discutibile, perché se andiamo a vedere le essenze che sono state predisposte, sono essenze che assolutamente non vanno a risolvere né l'isola di calore né le ombreggiature, sono essenze estetiche. L'oleandro, il pitosforo, sono tutte essenze estetiche. Va bene, è un miglioramento, non vado a dire in assoluto, non stiamo andando nella direzione ancora che si potrebbe. Io penso che i parcheggi voi 350 potete sicuramente dare l'input per riuscire a cambiare forse in circoscrizione. Qui da noi prova a suggerire qualcosa, è un no assoluto, anche quando dici si potrebbe fare questo, si potrebbe fare Lipolis, dai, per esempio i parcheggi. Lipolis, dai. No, e allora per quanto riguarda i rendering, allora capirei che Trieste, una città ferma a 50 anni fa, uno dice ma andate avanti soltanto a rendering, mostrate soltanto fotografie, plastici, questo e quell'altro. Ma insomma la città è andata avanti, è una città moderna. Siamo passati da 400.000 turisti all'anno a 1,8 milioni. I cittadini hanno cambiato le loro abitudini, vanno a fare gli acquisti in centro e in qualche maniera godono la città in maniera diversa dal passato. La sera le vie sono piene, insomma io penso che tutti sono contenti. Se dopo bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto, si può guardare anche il bicchiere mezzo vuoto. Per quanto riguarda la fiera, quella zona deve essere riqualificata perché è una zona fatta di degrado nell'ultimo periodo, soprattutto per quanto riguarda le azioni dei famosi maranza, così come li chiamano, che è un termine che non mi piace, ma che si trovano molto spesso in quella zona, quindi riqualificare quella zona è sicuramente positivo. Ho visto anch'io parte del progetto. Quella fiera? Piazza Perugino, la zona di Piazza Perugino è una zona degradata. Perugino è lontano, non è che Piazza Perugino è leggermente più in basso, insomma siamo vicini. Io credo che riqualificare una zona porta a beneficio anche dal punto di vista della sicurezza. Ho visto insomma i progetti per quanto riguarda il verde in Piazzale De Gasperi, il doppio senso di quel tratto che va da via Rossetti fino a Piazzale De Gasperi diventa una cosa molto interessante, vengono recuperati i posti macchina all'interno della fiera. Parlare dell'ex caserma di via Rossetti, è chiaro che non si può mettere in conto oggi come oggi una progettazione su un progetto che costerà 500 milioni di euro, cioè lì mettere mano a quella cosa lì. Avere 500 milioni di euro. Mettere mano a tutti quei palazzi lì. Non spariamo ma non numeri. è quello. Non sono 500 milioni. Tu dicevi 5 miliardi per quanto riguarda il Porto Vecchio, ricordi? 2 miliardi. 5, no, dicevi 5. Io dico 500 milioni per quanto riguarda tutto il progetto della caserma di Via Rossetti. Bisogna trovare i soldi. Bisogna trovare i soldi. Il tuo sindaco dice altre cifre. Alla fine vedrai quanto costerà quel progetto di tutta la caserma. Ti dico subito, 500 milioni non si farà mai, guarda. Non è quello comunque sai cosa vuol dire 500 milioni per fare una se
comunque sono cifre importanti. No, Antonio, hai sbagliato di un numero, sono 50 milioni. Fidati. Probabilmente qualcosa di più, forse ho sbagliato. Un po' di più, ho sbagliato 60, ma tra 60 e 500. Vabbè, però, no, perché la destra è così, spara numeri, spara rendering, facciamo 100 milioni in più, 100 milioni in meno. Intendo dire che la caserma di Via Rossetti prevede dei finanziamenti sicuramente molto più importanti, dubito 50, secondo me molto di più, perché se Acqua Marina costa 16 milioni, quanti sono i palazzi nella caserma di Via Rossetti? Sono tanti, cioè secondo me ogni palazzo i 10 milioncini costa. Ma dopo non è probabilmente i 500 milioni ho sbagliato. Però e avere la visione. Di avere la visione c'è, solo che bisogna fare una cosa per volta. Bisogna fare una cosa per volta. Allora, sai cosa mi hanno detto quando è stato fatto il discorso di Via Frausin? Io ho detto, ma signori, ma vi rendete conto? Qual era il discorso di Via Frausin? Giustamente, quando il carico urbanistico che ci sarà con un impianto sportivo in zona San Giacomo, ok? Io ho detto, ma vado giù negli uffici, mi confronto con gli uffici e dico, signori, come avete pensato che di inserire un edificio così che diventa anche di tipo agonistico, quindi cosa succede? Arrivano pullman, arrivano macchine, dove mettete la gente? Che bisognava pianificare prima la viabilità, e infatti è quello che sto dicendo, la stessa cosa San Giovanni, quando arriveranno in tre palestre, sono 3 palestre che hanno anche quella una valenza di tipo agonistico, arriveranno i pullman, c'è una massa che non è gestita. Il famoso, che poi è il tema di cui discutiamo spesso, cioè se noi apriamo tutti gli istituti scolastici, li portiamo da dentro. A me sta bene. Succede dei passaggi, le auto. Io sono favorevole. Hanno risposto, ci saranno collegamenti migliori di trasporto pubblico. Io sono favorevole, ma mi devi pianificare. Adesso pianifichiamo per la fiera, dopo pianificheremo anche per quello che verrà. Perché una volta che hai fatto la struttura, e rifare tutta la struttura non è che ti costa proprio un ciccinino. Sì, ma non è che la città puoi cambiare. Più di tanto non è che puoi cambiare la città. Via Rossetti resta Via Rossetti. Ma rifare la struttura cosa dice? Cioè cercare più posti all'interno della fiera futura? Facciamo volare, mettiamo una cabinovia, verranno fatte 3 rotonde. Ma quella principale è proprio lì davanti. Sì, e si leva via. Ne ho presente, ho presente. Allora, di 350 posti che è stato detto, posti macchina che è stato detto che saranno necessari, che ad oggi sono stati valutati come necessari, sono stati presi in considerazione solo i posti legali, cioè quelli che attualmente, non quelli che i parcheggi selvaggi, fantasiosi. Sono d'accordo, è corretto da un certo punto di vista, ma i 350 posti significano che c'è la necessità di 350 posti in quell'area. Allora, intanto se ne arrivano un sacco di persone alla mattina, io contesto il fatto all'interno della caserma di Rossetti, ma c'è anche la viabilità. Intanto il fatto che non ci sia una programmazione non è vero, perché proprio con questo progetto le varie rotonde che sono state fatte, ma proprio quella davanti, in mezzo a Via Rossetti, tra Via Rossetti e Via Revoltella, quindi davanti alla caserma, lì si elimina il semaforo. Eliminando il semaforo e facendo la rotonda sappiamo bene che comunque di solito lo scorrimento passa. Però io dico, nel momento stesso in cui uno fa una scuola, anzi tante scuole all'interno di un comprensorio, in verità bisogna avere anche l'idea di fare un percorso interno alla struttura, cioè quello attraversamento esatto, perché se il momento stesso in cui io arrivo con la macchina o col motorino, i ragazzi che comunque avranno 15-16 anni devono avere un posto dentro. Sappiamo c'è una piazza d'armi, porca miseria, ma lei conosce Via Rossetti? Accidenti, ci sono vissuta, ci sono cresciuta. Sì, mi è chiaro, ma la mattina già solo per la presenza del Petrarca e del Galilei, ma saranno comunque tutte lì, probabilmente verranno spostate anche quelle. Ma non posso farli calare con l'elicottero, Richetti, cioè in qualche maniera. Attenzione che
Io capisco, ma se mi Rossetti mi proponi un progetto, devi pensare le scuole anche superiori non cominciano alla stessa ora. Il Petrarca e il Galilei cominciano a un quarto d'ora di distanza. Come l'Oberdan e il Da Vinci. Già adesso non funziona. Già adesso non funziona. Allora, se fossero tutti quanti la questione in orario. Non possiamo dire che non funziona in nessuna scuola d'Italia, di sicuro, perché vorremmo portare bimbo in classe con la macchina. Esatto, bimbo al liceo, bimbo, dai, io parlo del mio figlio e quindi li vedo i genitori come vorrebbero, io compreso vorremmo non stiamo parlando del bimbo, ho capito, però stiamo parlando del campus. Allora andranno in Stiamo parlando del campus, io allora nessuno lo porterà più in macchina, quindi andrà in solo le autobus, motorini. Sono favorevole al campus, fatemi sentire ma Russo, gestiamolo con lungimiranza da Russo, subito. dai. Partono già con l'idea che non funzionano le cose, c'è questo. Prova a fare tre flash. Primo, no. e lo dice uno che al progetto di Via Rossetti ha anche creduto, con il sindaco quando ero senatore andammo a Roma per cercare le risorse per fare quella cosa lì, a dimostrazione che poi la collaborazione c'è, anche se l'Ipolis spesso non se lo ricorda. Però già quella volta, mi ricordo, sollecitai il sindaco a fare una riflessione, come sta cercando di spiegare la collega Richetti. Non potranno mai passare per Via Rossetti tutte quelle persone, il che significa che l'ingresso dovrà essere pensato dal basso, proprio dalla fiera e così via. Per questo si dice, quando ripensate la fiera, pensate da oggi a una viabilità che porti i ragazzi in Via Rossetti, ma lo faccia dal basso e non dall'alto. Secondo tema, mi fa piacere che la collega sia entusiasta del progetto della fiera, ma intanto ho visto poco ancora su quello che si farà dentro. Secondo, invece a me continua a non convincere, perché quel progetto è legato principalmente all'idea di fare dei centri commerciali. Cioè l'idea che in questa città si facciano ulteriori centri commerciali, quando questo modello di economia è fallito e gli attuali centri commerciali sono vuoti, significa creare un altro buco nero. E perché Conad compra però? Ma infatti, è curioso infatti, ma è la stessa... anche a me è stupito. Allora, e fa tutte le infrastrutture. L'austriaco vende a Conad. È il mio terzo punto. Fa l'infrastruttura. Perché guardi, il dubbio è che ormai molte realtà, anche importanti, in questa città comprino non per realizzare, ma comprino intanto per fare un investimento immobiliare, che negli anni, tanto come avevano fatto gli austriaci, si rivaluterà, che negli anni, nel frattempo è lì, in bilancio suona bene. E guardi, questo è il grande errore che io faccio fatica a perdonare al Di Piazza di questi anni qui, perché Di Piazza prima era un po' più concreto. Stanno sbagliando tutti i rapporti con i privati, perché non si sono accorti. Io mi ricordo le conferenze stampa in cui diceva che gli austriaci della fiera erano i più bravi del mondo, è andato perfino a Klagenfurt, se non sbaglio, a stringere mani, a fare foto, grandi rendering anche quella volta lì. Ma ha acciappato 12 milioni non si sono accorti. Ha preso 12 milioni il comune. Sì, ma a me non interessa quanto prende il comune, mi interessa che quel quartiere ha ancora dei ruderi in cui non si fa nulla. Faccio un altro esempio ancora più concreto. Carciotti generali sembra la stessa cosa? No, assolutamente no, è la cosa migliore è stata fatta, gliel'ho riconosciuta, e io spero che Generali voglia occuparsi domani anche di Portovecchio, perché gli attuali interlocutori di Portovecchio non sono all'altezza, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, non sono all'altezza delle ambizioni che i triestini hanno su Portovecchio, però cito la Triestina, la politica triestina di centrodestra. In comune stavano per svendergli lo stadio, stavano per svendere lo stadio a una proprietà che sta fallendo, che sono dimostratamente incapaci di gestire. Perché non l'hai detto 2 anni fa sta roba? È facile dirlo adesso. Aggiungo un'altra cosa che ho detto, il collega non se lo ricorda. Perché non l'hai detto 2 anni fa? Un'altra cosa che io mi sono permesso di dire è che 6 milioni e mezzo per fare un impianto che non si capisce bene a cosa serve, a Muggia, dove anche lì il sindaco di centrodestra si è speso e spanto a favore di questa proprietà, adesso si accorgono che forse oggi Federica dice noi siamo per la società e non per la... Quindi un po' più di attenzione, perché è bello farsi belli. Ha visto Ringa ieri sera col Presidente allora, no? Perché è intervenuto su questo. Ho capito, ma il Presidente non la racconta chiara, perché il Presidente... E il sindaco ha detto questi vendete. Perché il Presidente... Vendete, via. Sì, ma glielo dice adesso, prima voleva regalargli lo stadio, e il Presidente Federica non dice chiaramente se vuole o non vuole l'Ovia, non dice chiaramente perché era nella stanza che ha mandato via Torbianelli, e non dice chiaramente soltanto adesso, dopo aver fatto tutti i favori, dato 6 milioni e mezzo a fondo perduto a una società che oggi sta per fallire. Posso solo una battuta all'Ipolis, solo una veloce.
Una delle cose che ho messo in difficoltà e che ho proposto durante il Consiglio è stata quella su Portovecchio, proprio dicendo esplicitamente: ma avete verificato la situazione economica dell'azienda? Perché ci risulta che abbia delle grosse criticità e che debba essere anche salvata. Quale azienda? O almeno che le abbia avute. Che le abbia avute adesso, ma devono essere tenute sempre sotto controllo. Sta parlando del Portovecchio. No, ma io volevo rispondere. Volevo rispondere a Francesco. È troppo facile. È troppo facile quando le situazioni diventano fallimentari criticare la parte politica che non ha nessuna responsabilità. Perché ricordo bene 2 anni fa, dopo la morte del commendatore australiano Biasin, che aveva Milanese come rappresentante, Mario Biasin, che non riusciva a trovare un acquirente, quando sono arrivati questi, tutti li giudicavano, posso dire un termine triestino, figoni. Erano arrivati questi, sembrava che dovessero portare... Antonio, erano arrivati dopo quegli altri. Io non mi sono mai spinto per fare una foto con loro. Tutta la destra ha fatto le foto vicino a questi americani. Io vicino a loro non ho mai fatto la foto per era la moda dei fondi. E la moda del centrodestra. Arrivava il fondo anche a Trieste. Ma vabbè, vi vedete qualunque... Ormai tutte le società sportive sono in mano ai fondi. Bene, io non ho fatto le foto. Anche a Trieste arrivava il fondo. Tutti felici e contenti, dovevano organizzare concerti. Noi no. Adesso chiedete scusa di aver sbagliato l'interlocutore. Ma è troppo facile fare... Io non ho sbagliato perché non ho dato credito. Ma non hai parlato 2 anni fa, perché non hai messo l'allarme? Io in Consiglio regionale ho detto che era sbagliato fare quell'operazione. Io l'ho detto in Consiglio regionale. E nessuno di voi invece ha parlato. Guarderemo le registrazioni. Dice ora abbiamo toccato il fondo, dice che è una roba diversa. Sì. Va bene, va bene. I fondi toccano il fondo. No, adesso sto scherzando. Grazie Barbara Odorico, grazie Antonio Lippolis, Francesco Russo, Alessandra Richetti. Tra l'altro finiamo qui la stagione, quindi ci vediamo a settembre. A meno di clamorose novità, quindi pronti a fare eventuali approfondimenti. A meno di clamorose novità, ovviamente, che imporrebbero di esserci a un'ulteriore puntata speciale durante l'estate. Non so, c'è qualche novità in arrivo? No? È tipo che si ferma l'Ovovia. Si ferma l'Ovovia. Si ferma, ancora deve partire. Si ferma il progetto dell'Ovovia. Non so, un TAR a caso. Vabbè, vediamo. Un TAR a caso. Qualche approfondimento potremo farlo comunque sempre, quindi restate connessi. Grazie a tutti, buonanotte da Ringa, arrivederci.